Soprattutto conferme e continuità, le amministrative padovane non hanno registrato particolari cambi di direzione se non in due comuni. A Bovolenta è stata rieletta Anna Pittarello, il sindaco uscente ha ottenuto il 53,3% dei consensi, battendo i due sfidanti. A Casale di Scodosia, segnato un anno fa dal lutto per la perdita del sindaco Stefano Farinazzo, che si è tolto la vita il 21 settembre del 2019, pochi mesi dopo la sua elezione, ha vinto Marcello Marchioro, che da vice sindaco reggente ha amministrato il comune in attesa delle elezioni. Marchioro, con il 41,95%, batte tre sfidanti. A Castelbaldo, uno dei comuni più piccoli del Padovano, Riccardo Bernardinello, sindaco uscente e unico candidato, è stato rieletto. In paese ha votato il 68% degli aventi diritto. A Pernumia è stato eletto il vice sindaco uscente Marco Monin. Cambia invece Sant'Angelo di Piove, dove diventa sindaco Guido Carlin, che batte l'uscente Mariano Salmaso. Anche Vighizzolo d'Este, il più piccolo dei comuni al voto, cambia rotta ed elegge Ilenia Bellucco, che batte il sindaco uscente e sfiduciato Paolo Vigato.